riverenza. Facci anche una riverenza, poro vecchio. La riverissa. E io adesso c'è da parlarci di una cosa che prende. E via adesso con andare in tuo negozio. E invece deve fermarsi, senza pressa, vuol dire che ce la dico di scapone. Cosa volevo? La mia signora Mare vuole che di marito. Oh, come sono contento. E proprio per questo le manda da voi signoria illustrissima. La domanda devi per torre il vestito del sposo. No, non mi manda del solsale di matrimoni, E no. cosa sono giovise in serve matrimonio? No, lei è l'illustrissimo mercante. Ecco, allora se che aveva bisogno di qualcosa, andai nel mio negozio e parlei con i giovani di bottega. Comunque mi dà libertà che mi trattenga con la giovane? Ho detto con i giovani, no con la giovane. Ciao fiori maschi, vo signoria Adesso che illustrissima. una figlia femmina. Allora mi intenderò con quella. Oh, ma dichiarasse le mercanzie andai in cerca, La signora. mia signora Mare vuole che mi marito. E la le manda da lì per tornare il vestito del sposo. No, non mi manda per il vestito dello sposo e della sposa, mi manda per la sposa e basta! 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 Vabbè, e dopo che sei altro? E solo c'è la sposa! Chi sarecce sta sposa? Non ha detto che c'ha una fiola! Sì o sì, gona fia femmina. Ben capito! Metterò il letto! La sposa mi amorosa! Il vecchio col bombazo! Nient'altro! Siamo intesi? Intesissimo. È fatta? Fatta e di Vuole venire a me con la mia signora Mare? Non posso non andare in tuo negozio. Cosa vuole che ci dica? Mi sai che tutto quello che Posso vuole. andare? Anzi, volevo che ve lo dica. Andè, che perché me lo Servitore umilissimo! Ma liberissimo. Servitore Ma che umilissimo! pampaluco, che pampaluco, che pampa. Ma infelice! Con quanta facilità il signor Pantalone mi ha contato la sua figliola! Me l'ha data di qua!